Beh, che dire, chi se l'aspettava? Ieri sera a Udine c'era un temporale. Prima, quando sono arrivato su in piazzale, Zoncolan, verde e solo ghiaccio, però è bastato salire circa fino a 1600 metri e saranno 3-4 centimetri di spolverino. Sotto le piste sono battute, perché anche se gli impianti ormai sono chiusi da più di una settimana, evidentemente gli hanno dato una battuta alla fine, quindi cosa chiedere di più? Adesso è uscito anche il sole, così speriamo che molli un po' il ghiaccio che c'è sotto e mi sa che da una giornata senza troppe aspettative verrà fuori proprio un'ultima bella sciata. Purtroppo ormai siamo agli sgoccioli, è il 1° di aprile di un anno poco nevoso e io non sono un amante delle lunghe camminate con gli sci sullo zaino, quindi mi sa che oggi sarà l'ultima. Poi anche i prossimi weekend ho già degli impegni e dopo devo anche iniziare ad andare un po' in bici, altrimenti la pavé del 5 maggio non la porto a casa. Nonostante la stagione, la voglia di fare un'ultima sciata era tanta, però per l'appunto c'era questo problema: un po' piovuto, le temperature si sono un po' alzate e avevo l'idea di andare a Sella Nevea. Purtroppo ieri ho visto su Facebook un paio di foto di qualche valanga abbastanza importante. Sabato scorso, se hai visto il video di Sella Nevea, aveva nevicato a pallottole praticamente. Poi domenica, cioè il giorno dopo, tra domenica e lunedì, ha nevicato sopra e adesso sta mollando. Allora sono da solo e non vado in posti, non vado diciamo fuori pista, e stamattina proprio poi già ieri sera diciamo mi sono ricordato che lo Zoncolan è chiuso. Ho detto beh, tanto neve sulle piste ci sarà, andiamo a vedere se ha nevicato, ed effettivamente anche qui stanotte ha fatto qualcosa. Quindi adesso vado sul Tamai, poi mi sa che scendo fino a circa 1600 metri dove c'è il Goles, ripello, faccio ancora magari non fino sul Tamai, fino al Cubo, e poi torno giù, così do il tempo un po' alla neve sotto di mollarsi e vediamo di tirare fuori qualcosa di buono. Intanto qui inizia ad aprirsi la vista su Chianevate, Coglians, Capolago, Peralba. Ha nevicato in alto, ha fatto un po', anche verso l'Austria. Qua davanti, dietro la casetta dello ski lift, c'è tutto il gruppo di Monte Paularo. Là c'è tanta neve, forse oggi un Vostanis forse si poteva fare, è che non so come sia al fondo. Sì, scorsa settimana ha nevicato e quello è il problema, che ha fatto neve un po' a pallottole, poi si sono formati un po' di cristalli, quindi sì, non è il massimo. Direi che qui in ambiente controllato si va sul sicuro. Ho fatto una veloce pausa alla stazione di arrivo, adesso intraprendo l'ultimo pezzo, quello che ho idea sarà anche più duro, che è la pista più abbastanza pendente. Vado lì, giro e poi arrivo lassù. Bene, 1 ora e 25 dal parcheggio e sono in cima al Tamai. Qua davanti c'è l'Arvenis, molto bello. C'è un bel pendio lì, sciabile. È prossimo anno ormai. Una bella salita anche quella. E poi qua giù Torrente But, Cavazzo e dopo pianura, e oggi si vede anche il mare. Per come era stamattina la giornata è migliorata. Laggiù le Giulie molto innevate e poi le Carniche verso l'Austria e dopo quello che ti avevo già mostrato anche prima. Allora adesso vediamo, mi setto per la discesa, vado giù, farò un pezzettino, penso di andare giù fino al Goles e poi magari torno al Cubo senza tornare fin qua.
boh, vediamo un po' come va la gamba. Stavo per ribaltarmi. C'è qualche grumo, bisogna stare attenti. Ah, ok, adesso ho capito, sono al Tamai. Ah, boh, perfetto. Adesso vado via dritto, arrivo proprio in cima allo Zoncolan, dove arriva il Giro d'Italia, e poi scendo. Bene, non sapevo bene dov'ero, qui non era passato nessuno, per cui insomma sospettavo di magari aver sbagliato strada, che non fosse una delle migliori. Adesso ho capito dove sono e boh, come dicevo, sì, la neve ormai adesso batte il sole, fa un po' più caldo, la neve, quella che è caduta, ormai sta mollando e no, spero che molli un po' sotto, perché era proprio lastrone di ghiaccio battuto dai gatti, fresato, quindi insomma si scia, non è insciabile, ma non un granché. Peccato che il Tamai è chiuso, la birrettina qua, lo sdraietto nel sole, oggi grandi ustioni. Mi sa che per la bici bisognerà aspettare ancora un po', ancora qualche settimana, anche se magari in mountain bike la si fa. A sud sembra pulita abbastanza, qualche pezzo sporco. Bella bella sta neve qua. Non so adesso.
mollato. Top ragazzi. Che figata! Le piste dello Zolgoran battute, tutte per me. Qui la neve inizia un po' a essere più dura, ho un pochino mollato, dovrei dire che è quasi un leggero firmo. Ci si diverte ancora, anche qua. Oltre ogni aspettativa, anche oggi. Incredibile. Bene, sono molto contento. Adesso sto falso piano, un po' del cazzo. Boh, fui via adesso e via un altro giro. Magari. Una birretta però adesso. Aspetta. La birra piccola in cucina. Poterla bere però. Le ultime curve della stagione. Bene, sono al piazzale, adesso sto aspettando che il sole mi asciughi gli sci, poi metto via e torno a casa. Penso di poter confermare che questa sarà la mia ultima uscita per questa stagione, che alla fine tutto sommato, viste le condizioni dell'inverno, non posso assolutamente lamentarmi. È stata una gran bella stagione. Ho fatto belle uscite e soprattutto quasi in tutte le uscite comunque è andata bene, non abbiamo mai trovato condizioni proprio disastrose. Forse la peggiore è stata quella sull'attacca del Cridola, per quanto è successo al rientro, però anche lì in alto c'era gran bella neve, poi il panorama spettacolare, quindi devo dire che per quest'anno è andato tutto bene, sono molto contento e mi è anche tornata un sacco di voglia di andare sugli sci. Già prima del Covid avevo un po' mollato gli sci su pista e devo dire che così l'alpinismo mi ha riportato un po' la voglia anche di tornare un po' in pista. Mi sa che il prossimo anno una giornatina me la faccio.
Allora, spero che tutta la serie di video dedicati allo sci alpinismo ti sia piaciuto. Quest'anno chiaramente erano forse un po' più appassionanti di quelli dell'anno scorso, che erano quelli legati al corso che ho fatto. Quindi ti lascio la playlist se vuoi rivederli, visto che adesso tornerà la nostalgia della neve fino al prossimo anno. E dai, ci vediamo nel prossimo video, molto probabilmente in bici, vediamo. Alla prossima, ciao!